Venezia ha convocato l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per decidere le eventuali sanzioni a Gio Formaggio per le presunte molestie su Milena Cecchetto. Intanto il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che lo ha già sospeso dalle cariche nel partito, lascia aperta ogni ipotesi sul futuro di Formaggio nella compagine di Meloni, compresa quella più pesante dell'espulsione. Processo Casalesi, l'ex ministro Lamorgese, chiamata a testimoniare in aula bunker come ex prefetto di Venezia. Non ricordo segnalazioni di camorra, ha detto la funzionaria che negò lo scioglimento del comune per mafia. Il permesso premio concesso a Michele Fusaro, che uccise e fece a pezzi Iole Tassitania Castelfranco, continua a far discutere. Lettera della consigliera regionale leghista Rizzotto al ministro Nordio: è una vergogna, intervenga. Tragico incidente a Gambellara, 86enne si schianta con la Peugeot contro un'autocisterna, nulla da fare per l'anziano morto sul colpo. Stanco dei furti, il parroco mestrino Don Marco Scaggiante si apposta in chiesa e fa arrestare il ladro di offerte, il malvivente bloccato dai carabinieri. Temendo di non avere il passaporto del figlio in tempo per le prossime vacanze estive, una mamma prenota l'appuntamento per il rilascio prima della nascita del piccolo, inventando data di nascita e codice fiscale. Il caso singolare a Bassano. Inaugurata a Vicenza la statua dedicata a Paolo Rossi davanti allo Stadio Menti, il simbolo del Lanerossi Vicenza con l'indimenticabile maglia numero 9. Buonasera, eccoci in diretta, ben ritrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo da Venezia, dalla vicenda che vede protagonisti Gio Formaggio e la consigliera Milena Cecchetto per l'accusa mossa dalla donna di molestie nei confronti del collega. Ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi perché è convocato l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per decidere eventuali sanzioni nei confronti di Gio Formaggio. A te la linea, Anna Maria, buonasera. Eccoci in diretta dal Palazzo Grandi Stazioni di Venezia, dove è iniziata con oltre 3/4 d'ora di ritardo rispetto al previsto appuntamento delle 17:30 la seduta straordinaria urgente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il presidente, infatti, Roberto Ciambetti, è arrivato trafelato dalla 2 giorni di Bruxelles prima e Roma poi per appunto incontrare i colleghi dell'ufficio di presidenza per decidere il da farsi nei confronti di Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, per, come dicevi da studio, le presunte molestie sessuali nei confronti della leghista Michela Cecchetto. Quali le ipotesi al vaglio che insomma si potrebbero studiare nei confronti di Gio Formaggio? Il presidente Ciambetti potrà proporre la sospensione da 2 a 5 giorni del meloniano Gio Formaggio, ma sulla carta non è esclusa nemmeno la denuncia penale da parte dell'istituzione per l'affronto alla leghista. Provvedimento che verrebbe adottato per la prima volta nella storia del Consiglio regionale Veneto e non è escluso che non possa avere ripercussioni anche, scusate, sta scendendo della gente, quindi guardavo se fossero i rappresentanti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale Veneto. No, adesso vediamo chi sta scendendo e comunque non è escluso, si diceva che si possono avere ripercussioni per Gio Formaggio anche a livello nazionale. Ecco, è finita la seduta, è terminata, abbiamo visto alcuni assessori e comunque facenti parte dell'ufficio regionale come Toni Finco che stanno uscendo, quindi seduta più che secretata. Vediamo che cosa è emerso da questo incontro. No, ancora non c'è il presidente Ciambetti e dicevamo scenari aperti a tutto campo per quanto riguarda oramai l'ex consigliere leghista, visto che il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo nel frattempo l'ha sospeso sia dall'incarico regionale che da quello provinciale, ma così ha detto ieri sera ospite a Focus. Allora vediamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Io credo che lo scenario sia totalmente aperto e quindi che possa esserci qualsiasi fine. Io mi auguro che il tutto si rientri, che noi, valutate quelle che saranno oggettivamente le responsabilità, dovremo valutare, lo farà il Consiglio di garanzia, dovrà valutare qualsiasi anche ipotesi che vanno dalla più leggera alla più pesante.
Tutti gli scenari aperti all'interno del partito, compreso quello che potrebbe essere più clamoroso, l'espulsione. Lo dice con amarezza il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, perché Gio Formaggio è un amico, ma, lo ribadisce fin da subito, Milena Cecchetto in questo caso è una vittima, qualunque sia la portata effettiva dell'accusa. Il caso ha già fatto danno mediaticamente. La sospensione degli incarichi regionali e provinciali del partito potrebbe essere soltanto il primo passo, anche se la speranza in casa dei meloniani è nella sepoltura dell'ascia di guerra. Sembra tuttavia difficile vista la posizione netta di Milena Cecchetto, che fa intendere di volersi muovere anche per altre vie, non soltanto politiche. Nessun passo indietro, anzi rincara: Formaggio mi molesta da anni. Tutti abbiamo la grandissima necessità di sapere cosa è avvenuto, di fare un approfondimento serio e poi eventualmente di valutare anche altre prese di posizione. Credo che sia importante trovare la verità e poi anche nell'interesse poi di tutti riuscire ad essere quanto più giusti possibile nella valutazione di un tema come questo. Per Fratelli d'Italia in Veneto è forse il momento più duro da quando il vento in poppa del voto li ha proiettati oltre la Lega, tanto da spingere qualcuno alla dietrologia più cinica, un attacco strumentale a orologeria per delegittimare avversari scomodi? Io ho troppa fiducia nel genere umano per pensare che qualcuno possa arrivare a una cosa così abominevole, quindi non credo. E allora, in attesa di capire dai colleghi come finirà l'ufficio di presidenza, quali saranno i provvedimenti intrapresi, andiamo avanti. Casalesi a Eraclea, l'ex ministro Lamorgese, chiamata questa mattina a testimoniare in aula bunker. Non ricordo segnalazioni di camorra, ha detto, sentita in qualità di ex prefetto di Venezia sulle possibili infiltrazioni mafiose nel comune veneziano. La difesa di Luciano Donadio l'ha chiamata per sapere se, quando fu prefetto di Venezia, avesse mai avuto notizia di camorra Eraclea. Lamorgese, come ex prefetto appunto, negò lo scioglimento del comune di Eraclea per mafia, scioglimento chiesto dall'ex prefetto Vittorio Zappalorto, anche lui chiamato a testimoniare. Una rissa degenerata dunque, poi dei colpi di pistola e un ferito, adesso è caccia all'uomo a Lonigo nel Vicentino. La dinamica sembra proprio quella di un regolamento di conti e il bilancio è di 3 feriti, uno dei quali raggiunto alla schiena da un proiettile, gli altri colpiti nella rissa, mentre caccia all'uomo per rintracciare chi ha sparato, con la volontà delle istituzioni di dare un segnale forte, forse proibendo l'installazione del Luna Park. Parliamo di quanto accaduto nella zona artigianale di Lonigo, dove si sono affrontate alcune famiglie di nomadi che gestiscono attrazioni, le cosiddette giostre, e che stanno allestendo il Luna Park della Fiera di Marzo di Lonigo, un evento che ha oltre 500 anni di storia. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando l'uomo che ha sparato e che poi è fuggito in tutta la provincia di Vicenza, ma non solo. Una rissa che avrebbe coinvolto qualche decina di persone. Una sparatoria a Lonigo è una cosa che purtroppo lascia una traccia molto profonda. È un episodio che probabilmente rimarrà confinato nell'ambito di un regolamento di conti tra delle famiglie. Intanto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Vicenza è stato convocato anche il sindaco di Lonigo. La popolazione è molto scossa perché non siamo decisamente abituati. Abbiamo però intenzione di dare dei segnali forti. Io questa mattina sono stato ingaggiato in un gruppo di lavoro direttamente dal prefetto con il questore e tutte le forze dell'ordine. Ci siamo trovati per dare una risposta adeguata e ovviamente anche per tranquillizzare la nostra città. Tra i possibili provvedimenti presi in esame, quello di un'ordinanza per ordinare lo smantellamento del Luna Park, che sarebbe così proibito durante il periodo della fiera, ovvero fino a fine marzo, in tutto il territorio del comune di Lonigo. Una fiera talmente consolidata che non è in discussione. È nata 6 anni prima della scoperta dell'America e non può essere influenzata da fattori di questo tipo. Torniamo subito a Venezia perché Anna Maria Parisi è con il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti. A te la linea, Anna Maria. Eccoci nuovamente insieme appunto al Presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, che ringrazio per essere qui con noi. Seduta Fiume, Presidente, nemmeno mezz'ora e già è stata presa una decisione. Che cosa avete deciso nei confronti del consigliere di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio? In pratica ho applicato il regolamento quando ci sono situazioni che
creano disagio all'immagine del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, propone un provvedimento di censura che andremo a portare in aula nelle prossime sedute. E la proposta che farò all'aula è alcuni giorni di sospensione perché appunto sia un segnale anche rivolto a tutti, intanto di sensibilità da parte del Consiglio regionale su situazioni che creano disagio e creano imbarazzo, e anche un segnale a tutti i consiglieri che quando si frequentano le istituzioni il comportamento deve essere adeguato al luogo e al ruolo in cui i veneti ci hanno incaricati di legiferare e di gestire la Regione Veneto. Quindi ecco, un provvedimento che secondo me non poteva non essere preso e che mi auguro serva a dare a tutti quanti il senso di far parte di un'istituzione che deve essere adeguatamente frequentata. Ecco, una censura quindi con un provvedimento che va da quanti giorni di sospensione minimi e quanti massimi, da 2 a 5? La mia proposta è 5 giorni, è quella che chiederò appunto e porterò in aula prossimamente. Ecco, un provvedimento un po', come dire, più blando rispetto alla decisione dell'istituzione di un'eventuale denuncia penale. Allora, l'istituzione, quindi il Consiglio, non è, secondo me in questo momento, e anche ho fatto approfondimenti giuridici, il soggetto che deve o può fare denunce, quindi assolutamente io mi auguro anzi che la vicenda la trattiamo e la chiudiamo prima possibile, perché si chiuda, perché ripeto per me non è una situazione bella, anzi mi crea parecchio imbarazzo. E la censura, i 5 giorni sono il massimo che il regolamento prevede, più di così non potevo fare. Ecco Presidente, ultima domanda, lei nel frattempo si sarà sentito certamente con entrambi gli interessati di questa vicenda. Cosa dice la consigliera leghista Michela Cecchetto? Io non riporto le cose dette, non è mio costume, come fanno altri, di virgolettare frasi dette da altri. Perché alla stampa la consigliera in questione aveva detto prima, aveva parlato di molestie, poi sembrava avesse un po' ritrattato la questione, era un attimo per capire la vicenda, quali effettivamente spunti ha avuto. La cosa, per come ho visto io la collega Cecchetto martedì, le ha creato tanto disagio. Io la conosco da tanti anni e sinceramente non l'ho mai vista così, ed è una situazione particolare, quindi è meglio che su quello che prova Milena Cecchetto sia eventualmente lei a parlare. Ci siamo sentiti questi giorni, non è sicuramente felice della situazione. Certamente è stato rotto un muro del silenzio che creava molta difficoltà alla stessa consigliera Cecchetto. Su questo risponde lei, mi pare le interviste siano chiare, io non aggiungo altro. Grazie Presidente Ciambetti. Linea allo studio. Grazie Anna Maria per questo collegamento, queste notizie che ci hai dato. Noi proseguiamo con la cronaca, con lo scontro frontale con un'autocisterna in cui ha perso la vita nel Vicentino un anziano automobilista. Gambellara, schianto frontale contro un'autocisterna. La tragedia si consuma in pochi drammatici istanti. In via Calderina un'auto si scontra con l'autocisterna e l'automobilista muore sul colpo. Scatta l'allarme, i vigili del fuoco accorrono da Lonigo e mettono in sicurezza la scena dell'incidente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM non può che constatare la morte dell'86enne alla guida di un'utilitaria. Sono durate ore le operazioni di rimozione dell'autocisterna e del suo rimorchio. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Torniamo sul sequestro e l'omicidio di Iole Tassitani a Castelfranco Veneto. Dopo il permesso premio di cui ha beneficiato il killer, la consigliera regionale Rizzotto, già sindaca di Altivole, ha scritto al ministro Nordio per chiedere di non consentire altre concessioni. Chiedo praticamente al Ministro, data la gravità dell'evento che c'era stato nei confronti della povera Iole, di approfondire questa vicenda per adottare nell'ambito delle sue competenze e prerogative
quelle opportunità che può avere di sospendere questo rilascio, ancorché parziale, di questo assassino che è Michele Fusaro. Davanti alla notizia che a Michele Fusaro, condannato per il sequestro e l'omicidio a Castelfranco Veneto di Jole Tassitani, è stato concesso nei giorni scorsi un permesso premio che potrebbe aprire la porta ad altre progressive autorizzazioni, la consigliera regionale Silvia Rizzotto, già sindaca di Altivole, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, chiedendo che non vengano accordati altri benefici all'omicida che non esita a definire un macellaio. È una cosa vergognosa, una violenza così crudele, così grave come quella che è stata nei confronti della povera Jole. Io spero che non possa più succedere, perché quello che manca da noi in Italia è proprio una certezza della pena e dei reati che devono essere colpiti e sanzionati in maniera forte. Non è possibile che un assassino del genere venga condannato a soli 30 anni e dopo 15 anni possa uscire con permessi premio. La prima uscita dal carcere del falegname bassanese, anche se per sole 10 ore, ha scosso profondamente la famiglia Tassitani. Un dolore che si aggiunge al dolore che segue di un paio di mesi la morte della madre di Jole, Marisa. La medesima indignazione dei Tassitani si legge nella missiva di Rizzotto. È un ennesimo esempio che la giustizia in Italia è un po' opinabile, ecco, non c'è certezza della pena. Cioè lui l'ha fatta a pezzi, l'ha nascosta nel frigo. Cioè è inaccettabile una cosa del genere, in tutta coscienza. Cioè allora questo, secondo me, sanzioni più pesanti, più serie, sono da deterrente verso chi vuole fare atti del genere. Ora parliamo di Don Marco Scaggiante, sacerdote di 2 parrocchie di Mestre, che, stanco dei furti in chiesa, si è trasformato in investigatore, ha fatto arrestare dai carabinieri il ladro delle offerte. Mi sono appostato ieri pomeriggio intorno alle 16:30 fuori dalla chiesa e dopo averlo osservato attraverso la telecamera introdursi nella chiesa ho seguito tutti i suoi movimenti, ho allertato la centrale operativa dei carabinieri al 112 e grazie al loro pronto intervento sono riusciti a coglierlo in flagrante sul fatto. Oggi a congratularsi con Don Marco Scaggiante anche il neoprefetto Michele Di Bari con il comandante provinciale dei Carabinieri generale Nicola Conforti. Don Marco, più che esasperato dai continui saccheggi, ha fatto arrestare dai Carabinieri il ladro delle offerte. Il fatto ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Rita da Cascia in via Bellini, laterale di via Milanese a Mestre. Cosa ha detto il ladro quando è stato colto sul fatto e quando ha visto arrivare i carabinieri? Sì, niente, è stato sorpreso dalla situazione, ovviamente inaspettata, però non ha detto praticamente niente, ha soltanto negato di essere stato lui a fare questi furti, ma ben presto i carabinieri, perquisendolo, hanno ritrovato anche la modalità con cui agiva in chiesa. Il ladro, un 65enne senza fissa dimora di nazionalità croata, è ora in attesa della direttissima. Il parroco, lo scorso febbraio e così a gennaio e prima ancora a dicembre, grazie alle telecamere posizionate all'interno della casa di Dio, lo aveva già sorpreso e immortalato proprio mentre rubava le cassette delle offerte. Conosciuto già le forze dell'ordine, da quanto sono riuscito a capire. Don Marco non è nuovo ad episodi di questo tipo, già in passato aveva pure pedinato e addirittura inseguito i ladri. Ieri è riuscito a farne arrestare uno, ma non si dice per questo contento. Sta infatti valutando se far chiudere le porte della chiesa quando non c'è messa. La decisione adesso la affiderò un po' anche al Consiglio pastorale, le persone che collaborano con me, per capire se poi avrà senso ancora tenere la chiesa aperta quando normalmente molti fedeli non vanno neanche più in chiesa. Un break pubblicitario rapido ora, ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Temendo di non avere il passaporto del figlio in tempo per le vacanze estive, una mamma bassanese ha prenotato l'appuntamento inventandosi di fatto data di nascita e codice fiscale del bambino. Da una parte il desiderio di poter trascorrere una vacanza all'estero già programmata per la prossima estate, dall'altra il timore di non riuscire a prenotare in tempo utile il rilascio del passaporto per il figlio. Fatto sta che una mamma di Schio ha deciso di prenotare l'appuntamento per ottenere il documento del bebè
prima del parto, e così si è inventata un codice fiscale con le generalità del bambino e una data di nascita fittizia, visto che il piccolo non era ancora nato. Il tutto è stato scoperto quando la neomamma, dopo il lieto evento, ha chiesto all'ufficio passaporti del commissariato di Bassano di modificare i dati inserendo quelli corretti. La polizia ovviamente ha chiesto spiegazioni e la donna ha candidamente ammesso di aver preso appuntamento prima della nascita del figlio, già a novembre, quando era ancora in dolce attesa, temendo appunto di non riuscire ad avere il passaporto in tempo per la vacanza in Messico. Una volta informata della pratica non corretta, la signora ha annullato la prenotazione, chiedendo però di poter avere una nuova data in tempi brevi, scavalcando la lunga lista d'attesa. Ovviamente gli addetti, non essendovi i requisiti di urgenza come prevede la normativa, hanno rispedito la richiesta al mittente, invitando la neomamma un po' furbetta a ripetere la normale procedura online. E chissà se la burocrazia la farà attendere altri 9 mesi. Una notizia battuta pochi istanti fa dalle agenzie: il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. Il ministro dell'istruzione Valditara ha firmato in anticipo rispetto allo scorso anno l'ordinanza che di fatto definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato con appunto una modalità, un'articolazione che è pre-Covid. Si torna finalmente alla normalità. Vicenza ora inaugura la statua dedicata a Paolo Rossi. L'opera ad altezza naturale si trova di fronte all'ingresso dello stadio Menti, proprio nell'aiuola a forma di 9, il numero di maglia del campione. C'era una volta. Iniziano così le favole, e quella di Pablito lo è stata tanto da renderlo immortale. Lui, il suo nome, la sua leggenda, la sua statua che oggi viene svelata in largo Paolo Rossi. Vicenza ricorda così il suo campione. La scultura a grandezza naturale in bronzo ha dentro il suo spirito, la sua forza, il suo entusiasmo. Lo si riconosce per come esulta, lo si riconosce per il sorriso, per la maglia che indossa quando corre dietro a un pallone. Ti riconosco per come corri felice dietro un pallone, su un campetto della periferia di Prato. E ti vedo con la maglia del Santa Lucia, ragazzino speciale, con un nome come tanti. E qui hai l'età in cui si prende tutto o si perde tutto. Sei a Vicenza. Cartoline dal passato, da una storia appassionata d'amore e di pallone. Pablito, per i tifosi lui è il campione, per qualcuno è Paolo, l'amico, il padre, il marito, ma per tutti è Paolo Rossi, Rossi Gol. Rossi Gol! Rossi Gol! Applausi, sembrano tornati i tempi magnifici del grande Lane Rossi, quando Pablito volava sul campo. C'è un velo di commozione nello sguardo della moglie, Federica, mentre osserva la statua. Meno male che ho gli occhiali perché sto piangendo, sì. Sì, molto molto forte come momento, anche perché insomma, vedere la statua di Paolo, quindi riprodotta, cioè lui lì, fa un certo effetto. Papà si fermava con tutti, era veramente una persona che gli piaceva socializzare con chiunque, quindi le persone se lo ricordano come un amico, e questo è importantissimo, proprio un campione di vita, ecco, direi così. Rossi Gol! Rossi Gol! Rossi Gol! Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo e l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Perturbazione in transito, tempo più variabile sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 10 marzo. Sul Veneto avremo una spiccata instabilità con cielo al mattino irregolarmente nuvoloso e con possibili precipitazioni sparse e intermittenti. Tendenza poi a miglioramento nella seconda parte della giornata.
Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà coperto con piogge deboli e moderate, specie verso est. Via via più asciutto, a seguire con più sole. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con un'alternanza tra sole, nubi e anche qualche rovescio. Temperature minime sui 6-7 gradi, massime intorno ai 17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.